Il volume Dante con l'esposizione di Cristoforo Landino e di Alessandro Vellutello, stampato a Venezia da Giovanni Battista Melchiorre Sessa nel 1564, riporta in carattere corsivo il testo della commedia dantesca e in carattere tondo il commento disposto su 2 colonne di 2 illustri esegeti del 4-500, il fiorentino Cristoforo Landino e il lucchese Alessandro Vellutello. L'edizione è scherzosamente denominata del Nasone, poiché nel frontespizio compare un ritratto del profilo di Dante incoronato dall'oro con un naso molto pronunciato, che riprende la fisionomia del ritratto dantesco di Agnolo Bronzino, dipinto tra il 1532 e il 1533 nella camera del mercante fiorentino Bartolomeo Bettini. Questi aveva incaricato il pittore di dipingere i ritratti allegorici di Dante, Petrarca e Boccaccio, identificati come le 3 corone. Le opere erano destinate alle lunette di una stanza dell'abitazione del committente. Il volume, oltre a questo importante frontespizio, contiene oltre 90 figure xilografiche realizzate da Francesco Marcolini a mezza pagina. Esse rappresentano i diversi episodi narrati nella commedia, mentre altri illustrano gli schemi delle cantiche e dei gironi. Si tratta di un'edizione singolare perché il curatore, Francesco Sansovino, letterato e figlio naturale del grande architetto Jacopo Sansovino, inserisce il commento del lucchese Alessandro Vellutello accanto a quello realizzato precedentemente da Cristoforo Landino, di cui abbiamo parlato in una precedente puntata di Tesori Svelati. Il risultato editoriale è un confronto stretto tra una lettura quattrocentesca e una più moderna. Il commento del Vellutello, uscito la prima volta dai torchi di Francesco Marcolini da Forlì nel 1544, sfidando la Vulgata dantesca dell'ultimo Quattrocento, propone un nuovo testo della commedia e soprattutto un nuovo modo di leggere Dante. Esso infatti fu pubblicato in evidente polemica con la Vulgata dantesca dell'ultimo Quattrocento e quindi con Landino. Il sapore di sfida si avverte in molte pagine del libro e nei rilievi polemici disseminati nel commento. Di contro al preponderante allegorismo dell'esegesi di Landino e ai preminenti interessi linguistici e formali della critica dantesca del primo Cinquecento, il metodo del Vellutello privilegia una spiegazione più aderente al testo, che lo porta a dare importanza alla narrazione del viaggio, un aspetto assolutamente nuovo e mai esperito prima nella precedente fitta esegesi dantesca.